Ovunque nella Sicilia del 2000, anni della mia frequentazione, si parla di Battiato come di un artista vero, unico, un genio della musica, della poesia, della filosofia, un maestro sempre rabdomante della verità. Ma si parla di lui anche a Pettineo, in un casale del Seicento trasformato in B&B dai proprietari di Catania, e intorno all'immensa macina di un frantoio di olive che fungeva da tavolo rotondo in continua rotazione, si raccontava di lui insieme agli altri ospiti di varia provenienza. Chi diceva che Battiato era passato di lì il sabato precedente, chi affermava che sarebbe venuto successivamente, chi ancora confessava di averlo incontrato in altri luoghi limitrofi. Insomma, era il mito incontrato, avvicinato, atteso, nella corale ammirazione. E in questa atmosfera così sempre vibrante della sua musica, della sua parola, si consumavano i giorni, non pensando al futuro, perché non si può neppure immaginare quello che potrebbe succedere. Infatti, in pagine successive del mio diario, in cui annoto tutto in una dimensione avveniristica, trovo un ricordo di Battiato nella prefazione di Sebastiano Gesù alla mia plaquette l'attesa perlata di Stelle Rugiada, finalista a Milo al premio Musco, 8ª edizione. Il critico commenta la mia poesia, I sogni del pesce rosso, mio dono al nipotino Alessandro per la sua imminente nascita, con queste parole che riproduco per una forma di rispetto. La Toffanin, nella sua poesia, accoglie modi, forme, immagini che si trasformano in eloquenti metafore, in abbandoni alle suggestioni cosmiche che, per usare le sue parole, smuovono incantesimi. Tutto l'universo, ci vuole dire la poetessa, cospira, ma forse è più giusto dire con le parole di La Fontaine, rispolverate di recente da Franco Battiato, obbedisce all'amore, in questo caso di nonna amorevole e affettuosa. L'amore smuove le montagne e fa scatenare tempeste nell'animo umano, commuove il creato e tutto magicamente si trasforma in musica. Mi sento onorata della bella intuizione di La Fontaine Battiato riportata da Sebastiano Gesù, riferendosi ai miei versi. Posso dire che pur virtualmente ho incontrato il grande Battiato, la cui mitica voce aleggiava ovunque da Pettineo a Milo, dove ho anche l'occasione di vedere la sua villa circondata da un fitto verde rassicurante e protettivo. E tutto questo mi basta per sentirmi amica nella poesia del grande maestro, che pur mi incanta con la sua musica struggente, un richiamo, a mio dire, all'atmosfera del Gattopardo. Una musica la sua quindi creativa, rivoluzionaria, ma con un sottofondo insulare di malinconia. Così mi è particolarmente caro questo Pettineo, raccolto nel Parco dei Nebro di Belvedere fiorito sul mare Tirreno, magico spazio di incontri e di copiosa vegetazione mediterranea. Qui ha generose cornucopie di arance, cedi, olive tante. È quasi leggenda, ancora Sebastiano la racconta, l'arrivo di stranieri, perfino americani, a ottobre per la raccolta delle olive, così care gli dei, nel mitico casale, osservatorio dall'alto del mare. Così a noi, quest'ora d'oro, sia conforto avanti la tenebra, in questo agreste rifugio fra i dorsi bruni, noi, raccolti intorno alla macina del frantoio, nostra girevole mensa, noi genti varie insieme a intrecciare ghirlande di parole, con idiomi diversi ma felici della comune appartenenza a questo cielo d'oro, reliquia di remoti tramonti da sempre. Uniti in questo incontro d'anime, d'aliti di musica e poesia, presenza di Battiato, là in recente sosta, ho atteso sempre già mito ovunque. Raffinata sua voce d'eterna cultura, per una civiltà sostenibile, amalgama fra le genti nel comune sentire l'uguale umana storia. Noi, così insieme, senza tempo spazio, nella bellezza pura.
nell'anima.